San Donato Milanese, che oggi fa da cornice all'11ª giornata di Serie A femminile di kick-off, e Atletico Foligno ha la grande chance di mettersi in testa al campionato con una partita da recuperare. La squadra di Riccardo Russo, che con una vittoria oggi balzerebbe davanti al Tiki-Taka e anche al Pescara, garantendosi un Natale da capolista. L'Atletico Foligno dal canto suo ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e per lasciare l'ultima piazza occupata in coabitazione con il Royal Team Lamezia. Non l'impresa più semplice, considerando che la Kick-Off non ha mai perso in casa in questo campionato. È il turno prenatalizio della Serie A femminile di futsal. Un buon pomeriggio da parte di Federico Casna. Le squadre si sono già salutate a vicenda, hanno salutato la terna arbitrale composta da Michele De Socus di Cagliari, Alessandro Accomando di Olbia e Carlotta Filippi di Bergamo. Arriva da 7 vittorie nelle ultime 8 partite quest'anno la Kick-Off, che però ha perso l'ultima gara contro la Lazio per 6-4 il 14 dicembre scorso. È terza in questo momento in maniera provvisoria nel campionato di Serie A femminile di futsal. Deve ancora però recuperare un match importante contro il Bitonto, che probabilmente, se verrà confermata la data, si giocherà il prossimo 29 dicembre. Le squadre sono disposte in campo: Proietti, Narcisi, Baldassarri, Dos Santos e Zelli per l'Atletico Foligno, Carturan, Borges, Bovo, Ghilardi e De Sousa per la Kick-Off, che gioca il primo pallone di questa partita. Lo gestisce in particolare Ghilardi, che lo mette immediatamente fuori. È iniziata l'11ª giornata per Kick-Off e Atletico Foligno che va subito a cercare Narcisi in avanti con il lancio lungo di Proietti, non trovata. Inizio con un paio di errori tecnici per entrambe le squadre, che ora prenderanno sicuramente confidenza col pallone. Zelli gira, ma lo fa male. Allora di nuovo possesso per la Kick-Off, che gira da Borges. Scambio interlocutorio con il tacco, Ghilardi si fa restituire il pallone da Borges, cerca di andare sul sinistro, ancora contrastata, recupera palla l'Atletico Foligno, che gestisce con Narcisi all'indietro, in difficoltà. Dos Santos deve tenerla in zona bandierina, il pallone se lo porta però oltre la linea laterale, allora sarà rimessa per la Kick-Off. Che vuole mettere subito le cose in chiaro, far valere i gradi della squadra favorita e della squadra di casa. Gioca con Bovo, poi di nuovo Borges. C'è Sousa che si fa vedere sulla destra, ecco la servita, controllo, conduzione, cerca di andare verso il destro, se la trasporta fuori grazie all'aiuto di Narcisi. L'ultimo tocco è stato proprio di Sousa, allora giocherà da dietro l'Atletico Foligno. Scavato il pallone in avanti, attenta però Ghilardi, cerca di tenere nella propria metà campo con il pressing alto la squadra di Riccardo Russo, che recupera palla, va verso la porta e sfiora immediatamente il gol del vantaggio con Bovo, che prova la puntata di destro. Termina di poco largo il tentativo di Bovo. Grande prima chance però per la Kick-Off per passare in vantaggio in questa partita. Vediamo come risponde ora l'Atletico Foligno, che va sempre dal capitano Narcisi a impostare. Un po' di problemi nella rotazione delle giocatrici, poi Baldassarri gioca di petto, ha provato il riferimento in avanti, Narcisi prova a tenerla in campo. Funziona bene la macchina del pressing azionata dalla squadra di Riccardo Russo, che contesta immediatamente il possesso alle avversarie e ne complica oltremodo l'uscita palla. Borges da De Sousa, Bovo cerca l'esterno in avanti, non riesce a trovare la compagna, allora prova a distendersi con una palla veloce su Baldassarri. L'Atletico Foligno, pallone che chiaramente è troppo lungo. Allora gioca la Kick-Off. Ghilardi
difende a rombo, più compatto Atletico Foligno. L'imbucata era buona questa per Borges, che ha faticato nel controllo. Questa volta si è comportata bene anche Baldassarri in fase di non possesso. Proietti con le mani, scarica corto, gioca di nuovo l'Atletico Foligno da dietro. Baldassarri in avanti da Azelli, questa volta difende bene il pallone, riesce anche a girarsi, passa in mezzo a tre, ancora Azelli che se ne va bene, Borges la stende, fallo, il primo della partita per la kick-off e anche cartellino giallo per Borges, che ha speso il fallo dopo l'ottima giocata di Zelli, che da posizione interessante per la conclusione. L'Atletico Foligno, bella giocata davvero da parte di Sharon Zelli, che si è girata e è passata nel traffico, poi Borges l'ha stesa, il fallo era abbastanza evidente. Sul pallone Baldassarri, c'è anche Dos Santos però. Finta di Dos Santos, parte Baldassarri forte, Carturan chiamata alla prima parata, risponde presente, arriva anche la prima chance per l'Atletico Foligno, che calcia forte in porta, brava a parare il portiere della kick-off. Ora sempre in avanti l'Atletico Foligno e ora invece può provare a distendersi la kick-off, non arriva sul pallone Borges. Ora squadre più lunghe e il rinvio di Proietti si perde sul fondo del palazzetto opposto. Gioca De dietro Bovo, scambia con Borges, palla larga, De Sosa dentro, a metà tra un tiro e un traversone per Bovo, controlla Proietti, ora gioca l'Atletico Foligno, pressing falloso, in questo caso di De Sousa, finisce a terra la giocatrice dell'Atletico Foligno, sarà punizione, il secondo fallo speso dalla squadra di Riccardo Russo. Proietti passa, si inavventura anche in conduzione, la lasciano fare le giocatrici della kick-off, poi lo scarico errato. Borges scambia con Ghilardi, largo da De Sousa, 1 contro 2, sovrapposizione di Ghilardi col tacco, non trovata, e di nuovo possesso Carturan, passaggio da rivedere, è rimessa allora per l'Atletico Foligno, scambia con Zelli, sempre il solito lavoro spalle alla porta, questa volta riuscito meno bene rispetto in precedenza. Scambio corto Dos Santos e poi la conclusione provata da Zelli, ambiziosa, controllata con lo sguardo da Carturan. Si riparte da Bovo. De Sosa di nuovo per Bovo. Borges. Bovo. Imbucata. Non ci arriva Borges, ci arriva Proietti che gioca veloce. Direzione Zelli. La chiusura dell'altra numero 11. De Sosa. Ancora 0-0. Proietti in avanti a cercare Baldassarri che sarà staccata, non trovata, allora il rinvio lungo in direzione di Borges, siamo già dall'altra, la sponda, l'appoggio per Ghilardi che allarga e poi la conclusione di Sousa. È entrata Jessica Ghetulio nel frattempo, Borges prova a calciare Murata. Laterale affidato a Getulio,
Scambio con Sosa, calcia forte, Proietti ancora si fa trovare pronta. Continua l'assedio della kick-off alla ricerca del primo gol di questa partita. Ha avuto una buona occasione anche l'Atletico Foligno, qui Ghilardi calcia addosso al muro. Narcisi in bello stile, perde però palla, Borges, confusione in quella zona di campo, Narcisi protegge la rimessa dal fondo, ma l'arbitro assegna corner. Palla dentro forte, altra grande chance per la kick-off con De Sosa che aveva colpito da sola in centro all'area, non è riuscita a indirizzare, era forte il passaggio di Borges, piccola attenuante, l'errore di De Sosa però rimane. Carturan con le mani, Getulio, Borges scambia di nuovo con Getulio che cerca di passare, la chiusura di Dos Santos. Palla dentro forte di nuovo, ancora l'appuntamento De Sosa, questa volta la porta l'aveva centrata, Proietti però in uscita è stata brava a chiudere lo specchio. Si sono anche scontrate le due calciatrici di kick-off Atletico Foligno, tutto a posto per De Sosa. Corner battuto e deviato dall'Atletico Foligno, rimessa affidata a Getulio. Scambio corto con Ghilardi, Sosa, Borges, Ghilardi, Getulio, Sosa, destro, sinistro, sinistro, murato da Dos Santos. Alla ricerca del varco De Sosa, ci è già andata un paio di volte vicino al gol. Borges da Getulio, ruotano bene, ancora Getulio, lascia lì per Sosa, pallone che si impenna, iniziano a essere diverse le conclusioni della kick-off verso la porta dell'Atletico Foligno. Proietti chiamata ad un paio di parate, il risultato è ancora bloccato però sullo 0-0. Borges da dietro, Getulio, Ghilardi, De Sosa, Ghilardi cerca di alzare un po' la pressione l'Atletico Foligno, ora Getulio va sul destro, poi si appoggia da Ghilardi, continuano a ruotare alla ricerca di un varco le giocatrici della kick-off che ora sbagliano a livello tecnico e regalano rimessa all'Atletico Foligno che può respirare un po'. Giocata la palla in avanti da Fortunati che la perde, si può distendere forse la kick-off, tocco vicino di Borges in direzione De Sosa, brava Narcisi a leggere tutto, c'è Fortunati in avanti che reclama il pallone, ecco la servita, Fortunati salta il portiere, Fortunati cerca di calciare, brava Carturan a tornare sul pallone a riprenderselo, deve stare attenta la squadra di Riccardo Russo a queste ripartenze. Nel frattempo entrata Pellegri, Borges, Pellegri, chiude Ferroni, Ghilardi, Getulio, tacco, Ghilardi di nuovo, la tiene in campo solamente per poco, poi la trasporta fuori. Palla in avanti a cercare Dos Santos, non trovata. Si riparte da Pellegri, l'appoggio per Getulio, Pellegri a contrasto con Baldassarri, ultimo tocco della giocatrice del Foligno, gira palla ancora squadra di Riccardo Russo, Pellegri prova a liberare il destro, brava nel controllo orientato per ricavarsi la conclusione in poco spazio, meno nel tiro in sé. Fortunati manca l'aggancio e ora l'Atletico Foligno sta facendo fatica a uscire e a costruire qualcosa. Kick-off che prova ad attanagliare la squadra avversaria facendo valere la posizione di casa. Ghilardi,
Ancora Pellegri, Ghilardi, va sul sinistro, palla larga, non trovata, prova a rispondere ora l'Atletico. Baldassarri, conduzione centrale, si dimenticano di difendere le giocatrici di Riccardo Russo, salva tutto Carturan, poi la palla in avanti a cercare Borges, non trovata, brava Proietti ad uscire. Getulio deve stare attenta a queste disattenzioni difensive, la squadra di Riccardo Russo. Getulio sulla destra, la chiusura ancora in rimessa, zona corner, altro cambio ancora dentro De Sosa mentre calcia Borges, che calcia forte ma non calcia preciso, pallone che si impenna sopra la traversa. Al quarto attacco del campionato la kick-off, 35 gol fatti in 8 partite, anche se il rapporto poi alle partite giocate come media è seconda nel campionato, oltre 4 gol a partita. Meglio ha fatto solo il Bitonto, che ha segnato addirittura 53 gol in questo campionato. Borges, Pellegri, Getulio, destro, sinistro, destro, largo. Narcisi, pressa Pellegri, la mette in difficoltà, non può chiaramente scaricare e allora Pellegri la chiude nell'angolo e la costringe a regalare rimessa. Pellegri per Sosa, addosso al muro, Narcisi di testa allontana. Ora Borges centralmente, calcia forte addosso e poi di nuovo la doppia parata di Proietti su Borges, che tira con insistenza una e due volte, trova in entrambi i casi la risposta di Proietti, che sta iniziando ad esaltarsi in questa partita. Sosa, ancora conclusione, ancora corner. Un po' di frustrazione sul volto di Sosa. Altro giro dalla bandierina, Sosa forte, ha respinto anche questo tiro, controlla male Baldassarri. Ora Getulio, di nuovo Baldassarri, gioca vicino a sé, trova la compagna, fortunato era lì, non l'ha trovata però, ancora Baldassarri, prova ad andare sul sinistro, Sosa brava a recuperare palla, un po' di campo da attaccare, Sosa, Narcisi le sbarra la strada, ottimo intervento di quella che è la leader dell'Atletico Foligno, soprattutto per la fase difensiva. Getulio calcia forte, respinta anche lei. Borges di nuovo. Sosa, Getulio, Pellegri dall'altra. Sosa, Pellegri, Sosa, Getulio, tacco, palla larga per Borges, difende bene la porta la squadra ospite. Allora Borges davanti, Pellegri, la sponda, ecco la servita, Pellegri va sul destro e poi si appoggia da Borges senza però trovarla altra rimessa. Sosa calcia verso la porta, Proietti senza problemi. Baldassarri, Narcisi, scambio, ancora Narcisi in conduzione centrale, Narcisi trova il varco, si esalta Getulio che la chiude in rimessa. Ce l'ha avuta qualche chance per fare male la squadra ospite, per ora sta reggendo a livello di attenzione difensiva la squadra di Riccardo Russo. Dentro Bovo, dentro di nuovo anche Ghilardi. Borges sempre in campo, gioca da Bovo. Borges, Bovo, conduzione dentro forte da Ghilardi, non trovata. Pellegri,
Ghilardi, Bovo, sposta palla sul destro, forse deviazione, non è così, è rimessa dal fondo ed è anche time out. Tempo per le squadre prezioso. Per schiarirsi le idee, per tirare il fiato. E ora in mano la lavagnetta Riccardo Russo per far vedere un paio di movimenti. Dall'altra parte l'allenatore avversario chiaramente organizzerà soprattutto i movimenti difensivi. È andata diverse volte al tiro alla kickoff, ma in generale l'Atletico Foligno si è comportata bene fino ad ora. Con le mani Proietti riprende il gioco. Zelli da Baldassarri che scavalca tutti e va da Fortunati. Brava Carturana a chiudere, attenta nella lettura. Dos Santos alla battuta. Zelli, Pellegri, rimessa kick-off. Ghilardi, Borges, Ghilardi di nuovo, sinistro, rientra, Zelli di fisico, si riprende il pallone, prova anche a ripartire. Bene la prima parte, meno la seconda. Rimessa in favore della squadra di Riccardo Russo, che deve ancora trovare il gol per sbloccare questa partita. Regge la difesa dell'Atletico Foligno fino a qui. Ghilardi per Pellegri, lascia lì il pallone, Ghilardi, Bovo, rotazione, dentro da Borges, manca l'aggancio. Proietti in avanti, un regalo, Pellegri quasi lo scarta, ci manca poco, il pallone sibila a lato del palo. Fortunati si gira, chiusura di Borges di nuovo. Pellegri, Borges, Bovo, sprint, campo da attaccare, prova a metterla dentro da Ghilardi, non ci riesce, chiusa bene dalla difesa dell'Atletico Foligno che ora prova ad andare in avanti. Palla persa, 2 contro 2. Borges, destro, chiede la palla di ritorno, non riesce a servirla Ghilardi, forse dovevano allargare un po' più il campo in questo caso. Ha preferito stare strette, favorendo la difesa del contropiede dell'Atletico Foligno. Zelli usa un po' il fisico, l'arbitro dice che è tutto buono. Di nuovo fuori Pellegri, dentro Getullio. Eccola Getullio che va sul destro, finta, poi scarico, Borges a terra, punizione. Posizione interessante per il tiro in porta della kickoff. Si è fatta attrarre dal pallone Zelli
che ha steso Borges. Vediamo ora se potrà aiutare la Kickoff a sbloccare la situazione, questa punizione. Parte Getulio, lo scambio, Ghilardi, forte col sinistro, alto e largo il suo tiro. Proietti lascia lì il pallone, rischia qualcosa sulla pressione di Bovo. Narcisi, pressione alta di Getulio che funziona, meno il passaggio della Carturan. Ghilardi, Bovo sposta palla sul sinistro, forte dentro da Getulio, niente da fare, regge il muro dell'Atletico Foligno. Getulio recupera un pallone in alto, buona chance dentro da Bovo, forte dove c'è Ghilardi e alla fine il pallone entra, toglie il tappo alla partita Ghilardi con l'aiuto di una deviazione avversaria, porta in vantaggio la Kickoff. Brava Getulio a recuperare palla in alto, poi la palla dentro, forte che doveva essere solo spinta in porta, ci ha pensato Ghilardi. Con l'aiuto di qualche avversaria lì nei pressi, quello che conta è che la Kickoff è davanti finalmente in questa partita dopo tanti tentativi. Narcisi, Zelli in avanti, di testa Ghilardi a chiudere e ora sarà costretta a rompere un po' le barricate l'Atletico Foligno. Dovrebbe smuoversi un po' dai binari precedenti la partita. Narcisi rischia la giocata e si appoggia da Zelli, tunnel, però De Sosa resta lì, il pallone ancora in possesso dell'Atletico Foligno. Proietti in avanti, errore nel controllo da parte di Magnini. Ghilardi, Bovo, destro, sinistro, appoggio. Getulio, Bovo, forte, Sosa in anticipo, non riesce, prova a ripartire Narcisi che lo spunto ce l'ha, l'ha già fatto vedere, passa, poi viene estesa, non c'è fallo secondo l'arbitro, neanche secondo Narcisi, forse che non reclama. Ghilardi, passa, doppio dribbling e conclusione, brava Proietti a sbarrare la strada. Ancora Ghilardi vicino al gol. Di nuovo dentro Pellegri per Borges. Getulio di destro. Proietti in presa. Manca l'aggancio col pallone. E rischia anche qualcosa sulla ribattuta. Getulio, De Sosa, porta a spasso Baldessarri e poi Dos Santos l'accompagna all'uscita. Dos Santos non rischia, concede rimessa. Destro forte, si deve distendere Proietti per tenere fuori il pallone del 2-0. Tiene a galla le sue compagne con un'altra parata Proietti. Qui allontana di nuovo il pallone. Sosa in porta. Un tentativo anche per alleggerire, per concludere l'azione e per ridisporsi. Narcisi con il tacco si porta il pallone in avanti, prova a scappare. Deve arrendersi però. Ghilardi. Da Pellegri
Contrasto con Dos Santos, alla meglio la giocatrice ospite. Proietti. Testa alta, palla lunga, Ghilardi chiude. Prova a tenerla in campo qui Getulio. Tentativo che non riesce. Il risultato di 1-0 fino a qui decide il gol di Ghilardi. E dopo diversi tentativi è riuscito a sbloccare questa partita. Sul fondo Fortunati, palla dentro. Dos Santos non ci riesce, occhio alla ripartenza. 3 contro 1, la guida Pellegri. Cerca il passaggio, poi diventa quasi un tiro dopo la deviazione di Narcisi, che esulta come avesse segnato. Batte il 5 a Proietti. Si è salvata l'Atletico Foligno da una brutta transizione. Pellegri poteva forse gestirla meglio. Brava anche però Narcisi ad accompagnarla fino in fondo e poi a deviare il pallone verso Proietti. Narcisi in avanti, Fortunati di testa, Getulio lascia lì il pallone, Baldassarri se la porta verso l'esterno e la butta dentro. Getulio più lontano che può. Pellegri, Sosa, Borges. Palla persa. Gioca Proietti, pressata, difficoltà, recupera palla Pellegri in alto, calcia. Trova addosso Proietti. E poi Sosa. C'era stato fallo di Pellegri, il terzo commesso dalla kick-off. Poco più di 3 minuti al termine di questo primo tempo. Risultato di 1-0 in favore della kick-off. Decide fino a qui il gol di Ghilardi. Carturan, Borges, pallone scavato in direzione Sosa, che tocca il pallone ma non lo riesce a controllare sulla corsa. Proietti in avanti, Fortunati, palla lunga, Dos Santos e poi Sousa allontanare quasi sugli spalti. Narcisi, pallone in avanti per Fortunati, stop di Coscia, appoggio all'indietro, conclusione di Baldassarri, deviata, quasi corner, rimessa laterale in quella zona lì. Prova a mettere la testa in avanti l'Atletico Foligno. Carturan a far ripartire Bovo, deviazione, Proietti che si avventura un'altra volta in avanti, questa volta allarga da Dos Santos, non può controllare il laterale dell'Atletico Foligno. Bovo, Borges, Ghilardi, Bovo di nuovo, Baldassarri chiude in rimessa laterale. Ghilardi, conclusione masticata. Allora Proietti in avanti, la regala Bovo. Larga, c'è Getulio, non la trova. Allora ancora Dos Santos in chiusura, sta facendo un po' fatica ora la squadra di Riccardo Russo ad andare alla conclusione. Rotazioni un po' più lente.
Getúlio Borges, non c'è nessuno a raccogliere il pallone in mezzo. Corner guadagnato sull'errore di Baldassarri, che ora gioca il pallone in direzione Narcisi. Chiusura di Borges di nuovo, 2 contro 2. Borges va sul destro, rientra Narcisi, bravissima un'altra volta a chiudere in fase difensiva. Davvero un ottimo lavoro quello del capitano dell'Atletico Foligno fino a qui, che soprattutto in fase di non possesso è stata fondamentale a salvare almeno in 2 o 3 occasioni. È stata anche autrice di qualche discesa in avanti, che non ha trovato per ora il gol del pareggio. Disappunto di Borges sul pallone di Ghilardi. Si riparte col possesso Foligno, ma con la pressione alta della kick-off. Baldassarri da Narcisi, di nuovo Baldassarri. Apertura dalla parte opposta per Zelli, che vuole calciare al volo, forse aveva anche il tempo di controllare e mettere giù il pallone. Ha sprecato una buona chance per l'Atletico Foligno, che si fa rivedere in avanti in questo finale di primo tempo. Borges in difficoltà, lascia lì il pallone, Narcisi veloce andare da Fortunati, brava Carturana ad uscire, poi la conclusione provata da Zelli che finisce di poco larga. Moto d'orgoglio in questo finale di primo tempo per l'Atletico Foligno, un po' più in difficoltà la kick-off, che forse però avrà anche qualche spazio in più per andare ad attaccare. Borges, De Sousa, Borges di nuovo, Ghilardi, De Sousa, Getúlio prova il tunnel, chiude Baldassarri, ancora in rimessa. Ultimi scampoli di questo primo tempo. Getúlio corto da Ghilardi. Borges, Ghilardi, pallone di nuovo dentro, deviazione, quasi si fa sorprendere Proietti, sempre brava però a controllare la porta, ora in avanti a cercare Narcisi, è attenta Ghilardi e si appoggia già Getúlio che prova ad andarsene, Baldassarri chiude. Borges recupera palla in alto, può andare al tiro, viene stesa però Dos Santos e viene ammonita Fortunati. Seconda ammonita della partita dopo Borges, che aveva fermato Narcisi ad inizio primo tempo. Sul cartellino giallo dell'arbitro ci finisce anche il nome di Fortunati. Getúlio Borges sul pallone, posiziona la barriera Proietti, 2 giocatrici, occhio De Sousa larga, ecco la servita, calcia Borges, a metà tra un tiro e un cross in realtà quello di De Sousa, che non trova però una deviazione amica. Baldassarri da Zelli, pallone ambizioso tra le braccia di Carturan. Finisce qui il primo tempo in vantaggio negli spogliatoi, ci torna la kick-off, decide fino a qui il gol di Ghilardi. Noi ci risentiamo fra poco meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di kick-off Atletico Foligno. A dopo.
Allora, squadra in campo per il secondo tempo di Kickoff Atletico Foligno. Nei primi 20 minuti di gioco la Kickoff ha trovato il gol del vantaggio con Ghilardi, è riuscita a sbloccare una partita che si è rivelata più complicata del previsto per la squadra di Riccardo Russo. Buona soprattutto in fase difensiva l'approccio alla partita dell'Atletico Foligno, che ha avuto anche un paio di chance prima per andare in vantaggio e poi per pareggiarla. Come da pronostico però la gara l'ha fatta la Kickoff, che è in vantaggio solamente di un gol, però deve stare attento in questo secondo tempo a chiudere la pratica il più velocemente possibile. Falsa partenza e ora tasto play per il secondo tempo di Kickoff Atletico Foligno. Pallone giocato in avanti, poi De Sousa prova a tenerlo in campo, se lo prende però la squadra ospite. Zelli in avanti da Fortunati, protegge il pallone in zona rimessa e poi si appoggia all'indietro da Proietti. Forte in avanti Borges, Ghilardi, di nuovo il pallone di ritorno che però non arriva a destinazione, rimessa in favore dell'Atletico Foligno. Zelli, Narcisi, rischia, ruba palla De Sousa, calcia De Sousa, blocca Proietti. Ghilardi, l'appoggio da Borges, conduzione centrale, poi lo scarico. De Sousa di nuovo, lascia lì per Bovo, Fortunati chiude e guadagna anche la rimessa laterale, calciando addosso a Bovo. Narcisi, Fortunati, spalle alla porta, lavora il pallone per Zelli, di nuovo Narcisi. Ora pallone ambizioso in avanti in direzione Baldassarri, tenuto in campo da Borges, che lo restituisce al portiere ospite. Questa volta il rilancio è con le mani. Baldassarri fa bene la sponda per Fortunati, che calcia addosso a Bovo. Non c'è deviazione con il braccio secondo l'arbitro, comunque non è ritenuto falloso l'impatto col pallone. Scambio corto Zelli, Dos Santos, Fortunati, ancora Zelli, Narcisi, Dos Santos, Fortunati, di nuovo Proietti, ancora il rilancio lungo, in difficoltà Sousa, che cede la rimessa in posizione avanzata all'Atletico Foligno. È entrato bene in questo secondo tempo il team ospite. Dos Santos cambia corto, Zelli, Fortunati di nuovo indietro, Proietti, forte in avanti, Borges di testa, Ghilardi. Borges, Sousa. Ghilardi, Bovo, Sousa, il pallone resta lì. Proietti scambia con Zelli, rischia. Sousa in agguato, recupera il pallone con un po' di difficoltà, ma poi ce la fa addosso all'altro numero 11, si porta a casa questa rimessa. Per ora sta riuscendo a non far notare i 18 punti di differenza in classifica l'Atletico Foligno, che sta difendendo bene l'1-0 e prova anche a far male per pareggiare quando riparte. Bovo, Ghilardi, passaggio errato, errore elementare
È rimessa regalata alle avversarie. Dos Santos. Proietti sempre a giocare da libero. Fortunati, sponda buona per Zelli che calcia, è chiamata al paratone Carturan che si distende sulla sua destra e salva il risultato. Grandissima occasione per l'Atletico Foligno, che è entrato bene in questo secondo tempo e per ora è la squadra più pericolosa delle due. Scambio Dos Santos Narcisi, ancora la numero 6 con la fascia di capitano al braccio. Qui lo scarico per Fortunati che calcia bene sul primo palo. Brava ancora Carturan a chiudere la strada. Dos Santos, Narcisi. Dos Santos, buono lo scarico per Zelli che calcia forte. È stata attenta Bovo a seguire il pallone e a contestare il tiro. L'ultimo tocco però è il suo. Si ripartirà con un corner in favore del Foligno. Scambia corto con Zelli. Dos Santos che poi calcia dalla linea di fondo, trova solo l'esterno della rete. Carturan, Getulio. Fuori Ghilardi, dentro Pellegri, è entrata anche Getulio. È uscita Bovo. Borges, Soso, Getulio. Di nuovo Borges. In orizzontale, poi Sosa. Getulio, Suolata. Poi Borges in difficoltà, recupera palla. L'Atletico Foligno, manca un passaggio importantissimo. Zelli non ci può arrivare lì. Narcisi, sarebbe stata una buona occasione per l'Atletico Foligno che aveva recuperato palla. Sta facendo più fatica a farla girare la squadra padrone di casa. Pellegri. Sosa. Getulio. Pellegri va sul sinistro, va però con la punta destra a cercare Borges. Il pallone se lo porta fuori Fortunati. Rimessa in favore della kick-off, viene richiamata Borges per un po' di aggressività di troppo. Da dentro da Getulio, Pellegri da fuori con l'esterno, calcia finalmente in porta la kick-off, o almeno vicino alla porta. Pallone si perde sul fondo, è entrata Baldassarri al posto di Fortunati. Lungo il pallone di Proietti, non può arrivare da Narcisi. Getulio, buono il controllo, meno la conduzione seguente, se la trascina fuori. Proietti addosso a Sosa che pressa alto. Borges mette al piano terra, scambia con Carturan e poi a terra Borges. Punizione, il primo fallo speso dalla squadra ospite. Suggerisce il tiro in porta Russo. Borges ascolta e calcia senza troppe pretese. Rinvio errato. Borges dentro da Pellegri che quasi arriva, poi Getulio da fuori chiude l'azione ma non riesce a chiudere in porta. Brutto il controllo di De Sosa qua, che anche un po' in affanno, infatti viene immediatamente sostituita da Ghilardi. Baldassarri, Dos Santos, Narcisi.
Proietti, sempre lei a fare il play. Zelli, Baldassarri, Dos Santos, di nuovo dietro, ma chiaramente Proietti non la può raccogliere. Corner battuto veloce e Getullio calcia addosso a Dos Santos. Altro rilancio lungo di Proietti, Borges brava a trovare la posizione di testa, regalo però di Pellegri e poi il tiro da parte di Narcisi, che ha avuto un'altra ottima chance per pareggiare questa partita. Il suo destro, termine del poco a lato. Ghilardi, Pellegri, Ghilardi, meglio l'Atletico Foligno in questo inizio di secondo tempo. Recupera palla Dos Santos, poi se la riprende Ghilardi che trova il corridoio quasi per calciare. Dos Santos ritrova il pallone e aiuta Proietti all'intervento. Ennesimo rilancio errato da parte di Proietti, che cerca sempre questa soluzione lunga, finora non ha dato grandi frutti. Borges cerca di andare sul destro, semina il primo avversario, non il secondo, poi torna sul pallone. Borges dal centro, va da Pellegri, Getullio, di nuovo Ghilardi, pennella da Borges che però è assediata dall'arrivo di Baldassarri. Forte dentro Borges per Pellegri, deviazione, pallone che non va in porta. Ghilardi, tracciante, trovata Borges, prova a far passare il pallone sotto le gambe di Baldassarri che la chiude. Gioco temporaneamente fermo perché Dos Santos è a terra. Richiesto l'intervento dei sanitari. (12:41) rimasti sul cronometro. Risultato ancora di 1-0, fino a qui decide il gol di Ghilardi, ma nel secondo tempo l'Atletico Foligno ha cambiato marcia ed è andata almeno in un paio di occasioni vicina al gol. Brava Carturan, meno precisa Narcisi nella seconda grossa occasione avuta dalla squadra ospite in questo secondo tempo. Poche vere e grosse chance invece per la kick-off, che non sta riuscendo a far valere la differenza di classifica del fattore casa quanto vorrebbe. Anche qui controllo errato di Pellegri sul passaggio di Getullio. Gira palla all'Atletico Foligno, in avanti sempre il solito rilancio da parte di Proietti in direzione Zelli, l'ultimo tocco di Ghilardi inizialmente, poi viene cambiata l'assegnazione della rimessa, allora gioca la kick-off. Ghilardi da Borges, chiama il supporto, lo trova in Ghilardi, campo da attaccare però per l'Atletico Foligno. Brava a chiudere la numero 17 della kick-off, Baldassarri. Zelli, Narcisi in alto a pressare Getullio, lo scarico sempre all'indietro da Proietti, che ora va al rinvio lungo direttamente tra le braccia di Carturan. Pallone di ritorno in zona Getullio, prova a tenerla in campo, non ci riesce. Per l'Atletico Foligno fa il suo primo ingresso in campo Lucia Sulpizzi. Narcisi strappa palla, entra in porta Narcisi e poi Baldassarri da fuori, murata da Getullio. Ancora la palla dentro, un'altra chance gigante
avuta dall'Atletico Foligno. Transizione, Borges quasi ci arriva, brava ancora Proietti ad uscire prima di tutti. Ghilardi dentro da Bovo, non trovata, poi Narcisi prova a far ripartire l'azione, dribbling non riuscito, sul rimbalzo Zelli, dentro da Sulpizzi che calcia al volo, doppia parata di Carturana, attenta sul suo palo, si sta movimentando questo secondo tempo. Bovo, tocco dentro da Borges, anticipata da Zelli, bravissima 2 volte a chiudere, poi anche sulla conclusione di Bovo, doppio intervento della numero 11 da rimarcare per l'Atletico Foligno. Intercetta prima il pallone e poi sbarra la strada anche a Bovo sulla conclusione. Sforzo che però le costa la sostituzione. Al suo posto entra Fortunati per far rifiatare la numero 11. Dalla bandierina Bovo, fuori da Ghilardi che calcia in porta, il pallone resta lì e poi arriva il gol del 2-0, segna De Sosa che raddoppia i conti per la squadra di Riccardo Russo nel momento forse di maggiore difficoltà di questa partita. Ghilardi calcia da fuori, respinge Proietti, questa volta non benissimo, e poi De Sosa ribadisce in porta, si mette a distanza di sicurezza la kick-off che ora conduce di 2 gol e può tirare un respiro in questo secondo tempo che invece era partito con grande affanno per la squadra di casa. Ghilardi pressa Baldassarri, l'appoggio da De Sosa. Scambio con Bovo, calcia in porta, blocca Proietti. Baldassarri, Narcisi. Baldassarri non arriva sul pallone, Narcisi se lo riprende, appoggio di nuovo dalla 22, pallone di ritorno per il capitano che non approva la scelta di Baldassarri. Errore vistoso qui da parte della kick-off. Narcisi, Fortunati, l'appoggio da Proietti, la testa alta, il rilancio lungo che si perde nuovamente sul fondo. Sta continuando a provare questa soluzione l'Atletico Foligno, fino a qui non ha portato a grandi risultati, la palla lunga a cercare il pivot temporaneo in avanti. Per ora insiste però la squadra ospite. Ora Proietti si stacca anche dalla porta per dare una soluzione extra nel giro palla. Da Sosa lo vede, il portiere è fuori, vede anche la porta, non la trova per poco. Si è preso un rischio qui Proietti, ma si sa che il futsal questi sono rischi calcolati, per provare a dare una soluzione più nel giro palla. Fortunati, palla di ritorno da Narcisi che prova a girarsi, attanaglia il pallone, poi fuori da Sulpizzi che calcia in porta ma non la trova. Otto minuti e 36 sul cronometro, risultato che dice 2-0 in favore della kick-off. Decidono fino a qui i gol di Ghilardi e De Sosa. Bovo da Ghilardi, Bovo di nuovo, De Sosa, Bovo,
Cucchiaia, corsa di De Sousa, in avanti, contro 2, protegge il pallone, perde però il contatto e se lo trascina fuori. Una sola vittoria su 11 per la squadra ospite in questo campionato. Oggi però si sta comportando bene e contro quella che in questo momento sarebbe la capolista provvisoria, ovvero la Kick-Off, sta fornendo un'ottima prestazione. Ghilardi sposta palla, prova a far correre Pellegrini dalla panchina e poi il rinvio lungo di Proietti, troppo lungo, oltre la linea di fondo. Pallone che si è perso, verrà recuperato dopo. De Sousa, Bovo, pressa forte Zelli, pressa bene. Bovo da Sousa, Ghilardi da Bovo, Bovo da Pellegrini, De Sousa, Bovo. Ghilardi lascia lì, De Sousa, passaggio sbagliato, ma applaude Bovo. Zelli, Baldassarri, Zelli, si muove Fortunati oltre la linea, cercata quella palla lunga, non trovata, rinvia Carturan da Bovo che ha un po' di campo, 2 contro 2, se Pellegrini vicino a lei, Bovo si deve defilare, brava Zelli a tenerla, dribbling che non riesce, Zelli invece sì, e poi allunga le mani Bovo e commette fallo. Zelli, palla in avanti a cercare Fortunati, chiude Ghilardi, palla resta in campo Dos Santos. Proietti, sempre lei a lanciare in avanti, i risultati sono più o meno sempre i soliti. Getulio, Ghilardi, Getulio, De Sousa, larga destra, sovrapposizione di Getulio, palla dentro, presidia il palo Proietti ma concede calcio d'angolo. Palla fuori da De Sousa, calcia forte, Dos Santos mura, retrocede allora di qualche metro la Kick-Off, ancora De Sousa in porta, Proietti brava a rimanere in piedi, a respingere, Dos Santos in avanti, regala il pallone a Getulio, l'appoggio da Bovo, suola e poi d'esterno da De Sousa, chiude Baldassarri, altra rimessa, battuta veloce, Ghilardi chiusa di nuovo lì. Scambio corto, De Sousa forte dentro, Zelli appoggia da Proietti, Baldassarri, Dos Santos in avanti, regala a Bovo, occasione, palla per Ghilardi, di ritorno De Sousa che forse poteva lasciarla sfilare perché c'era Bovo da sola alle sue spalle, ha preferito agganciare, forse non l'aveva vista la compagna. Getulio qui recupera palla in alto, il tocco da Ghilardi, l'appoggio da De Sousa, a metà tra un tiro e un cross, chiude Dos Santos. Cronometro corre, 2-0 sempre in favore della Kick-Off, scambio per Getulio che calcia in porta, ancora Dos Santos che ormai è un vero e proprio muro, davvero tanti palloni contestati da Dos Santos.
squadre che rientrano in panchina per un time out quando sono rimasti poco più di 5 minuti a separare le due squadre dal fischio finale. Punteggio di 2-0 qui al centro sportivo Enrico Mattei, con Ghilardi e De Sosa fino a qui a decidere la partita. Con questo risultato la Kickoff salirebbe a quota 24 punti in classifica, scavalcando il Pescara e la Tiki-Taka e portandosi in testa al campionato di Serie A femminile di calcio a 5. Con questo risultato invece rimarrebbe ultima, appaiata al Royal Team Lamezia, l'Atletico Foligno. Incasserebbe la 9ª sconfitta del suo campionato. Mancano ancora 5 minuti che ci diranno come finirà questa partita. Partita che però è discretamente incanalata sui binari della Kickoff. Riprende il gioco, portiere di movimento in campo con Narcisi che prende il posto di Proietti, almeno per le azioni offensive. Baldassarri forte, deviazione di Bovo. Il calcio d'angolo per l'Atletico Foligno. Dos Santos, Baldassarri, Narcisi, Baldassarri, Dos Santos, Baldassarri, calcia, alto, dentro di nuovo Proietti. Bovo, De Sosa, Borges, Ghilardi, Bovo, De Sosa, anticipata da Zelli. Brava Bovo però a rientrare, portare a casa la rimessa dal fondo. Gioca la Kickoff, in difficoltà Ghilardi, resiste alla carica di Baldassarri e poi attacca. Chiusa da Corboli, calcio di punizione per la Kickoff. Primo ingresso in campo anche per Corboli. Le rotazioni della Kickoff invece sono più o meno sempre le stesse. Bovo, Ghilardi, Carturan, in avanti di nuovo da Ghilardi, stop di petto, palla lasciata lì per De Sosa che fa bene il primo controllo, dopo però si incespica con il pallone e regala rimessa alle avversarie. Proietti si perde il pallone, lo appoggia addosso a Ghilardi che segna la doppietta personale e soprattutto il gol del 3-0 per la Kickoff che ipoteca questa partita a pochi minuti dal termine. Errore marchiano in fase di impostazione per l'Atletico Foligno che regala il gol del 3-0 alla Kickoff. Dos Santos, Baldassarri e ora risultato complicato da ripigliare per la squadra ospite. Zelli, Narcisi, ancora Narcisi, Zelli, Narcisi, Dos Santos, da Baldassarri con la punta, non trova il giro giusto il pallone. De Sosa, Borges, Ghilardi, De Sosa, suolata e tiro forte, sempre addosso a Dos Santos
Ghilardi in difficoltà centralmente, si appoggia, entrata Cascio. Dos Santos alleggerisce in rimessa laterale per evitare un altro errore sulla pressione della kick-off. Cascio sul sinistro, va in difficoltà Zelli, contrastata da Ghilardi e poi da fuori. La conclusione provata da Corboli, finisce larga. Cascio, Bovo, altro cambio, Intrateani va al tiro da posizione centrale la numero 15 Valentina Teani. E ora Corboli, Baldassarri, Zelli, Narcisi, Zelli, Baldassarri, Zelli, Narcisi. Provano a muovere il rombo difensivo le calciatrici dell'Atletico Foligno. Qui il pallone termina in zona porta, che era chiaramente scoperta perché Narcisi agiva da portiere di movimento. Nessun danno in questo caso per la squadra ospite, ma calcio d'angolo per la kick-off. Pallone che attraversa tutta l'area e finisce out dalla parte opposta. Di nuovo dentro Narcisi, di nuovo 6 contro 5 5 contro 4 chiaramente in fase di possesso. Narcisi calcia addosso a Borges. Siamo ormai agli sgoccioli questo secondo tempo di questa partita. 52 secondi, il rinvio lungo di Carturan. Recupera palla Borges, l'appoggio all'indietro. Cascio, entrata in campo anche la numero 55 Erika Donadoni per la kick-off. Teani, proprio da Donadoni, recupera palla l'Atletico che gioca in avanti, poi Borges da fuori sulla linea a salvare c'è sempre Dos Santos. Narcisi, palla dentro, prova a calciare, ancora Corboli che chiude Borges all'angolo. Narcisi, Suolata, tiro addosso a Donadoni. Ultimi istanti, arriva ora la sirena, vince la kick-off contro l'Atletico 3-0. Non può nulla l'Atletico Foligno, vince la squadra di Riccardo Russo grazie ai gol di Ghilardi, De Sosa e Ghilardi di nuovo. Sale a quota 24 punti classifica e si porta in testa. A 3 giorni dal Natale trascorrerà sicuramente delle buone feste la squadra di Riccardo Russo, che va a stringere la mano alla terna arbitrale e poi arriva il solito terzo tempo con il saluto delle due squadre. Ribadiamo il punteggio: kick-off batte Atletico Foligno 3-0.
decidono la doppietta di Ghilardi e il gol di De Sosa. Resta a quota 3 punti in classifica l'Atletico Foligno, che occupa ancora l'ultima posizione insieme al Royal Team Lamezia. Dal centro sportivo Enrico Mattei dunque è tutto. Un ringraziamento da parte di Federico Casna. Kick-off batte Atletico Foligno 3-0. Appuntamento alla prossima partita. Augurio di una buona serata e di un buon Natale. Alla prossima!